Patto per la sicurezza urbana Licata Sicura. Oggi le istituzioni incontrano gli studenti degli istituti superiori. Finanziato il rifacimento di una scuola a Palma di Montechiaro, oltre 83 milioni di euro alla Sicilia per l'inclusione sociale. Chiesta la condanna di 3 poliziotti per il depistaggio su via D'Amelio. In Colombia ucciso il falcone sudamericano. Sabato e domenica al Teatro Pirandello va in scena lo spettacolo di Marco Savatteri, Caravaggio, La fuga. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del patto per la sicurezza urbana Licata Sicura. Oggi le istituzioni incontrano gli studenti degli istituti superiori. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì. Si è svolta stamani a Licata presso la Villa Comunale l'agorà di presentazione e confronto sul patto per la sicurezza urbana Licata Sicura, nell'ambito delle iniziative pianificate dalla cabina di regia. Gli studenti, le associazioni, i cittadini comuni hanno esposto le loro proposte alle autorità presenti al fine di rendere Licata una città più sicura e confortevole. Più che fatti delittuosi ci sono dei fatti di vandalizzazione, sono delitti sociali e non delitti nel senso di ammazzare persone. Per fortuna non siamo arrivati a tanto, però di sicuro Licata ha bisogno di essere attenzionata meglio, perché questo protocollo d'intesa che abbiamo fatto con la Chiesa, con le autorità militari, con la scuola e con tutti i componenti più importanti della società è non importante, era necessaria. Ora stiamo cercando di attivare le procedure per poter mettere sulla giusta carreggiata i nostri giovani ragazzi che sono la forza di una città, che sono e debbono essere l'orgoglio di una società civile. Ecco, ma lei come se lo spiega, Sindaco? Lo spiego perché tra le altre cose noi 2 settimane fa abbiamo avuto una riunione per quanto riguarda la dispersione scolastica, quindi da parte della famiglia c'è una guardia abbassata nel seguire i loro ragazzi, nel occuparsi in maniera diversa dei loro figli, e c'è un momento di sbandamento, dipende anche da quello. Prefetto, oggi lo Stato si stringe attorno a Licata, una città che negli ultimi tempi purtroppo è stata al centro dell'attenzione, con la curia, la scuola, insomma le istituzioni sono presenti qui a Licata oggi. Lo Stato oggi vuole stare in mezzo ai ragazzi, più che parlare vuole ascoltare. Abbiamo organizzato nell'ambito di quelle attività previste dal patto per Licata Sicura firmato qualche mese addietro. Abbiamo previsto questo momento di confronto in cui i protagonisti devono essere i ragazzi e anche quelle associazioni che stanno fattivamente collaborando per avviare alcune iniziative sul territorio, che sono iniziative soprattutto di prevenzione, per facilitare la partecipazione dei cittadini. Questi sono temi a me molto cari, voi lo sapete, ne parlo spesso e cerco fattivamente di realizzarli. Ecco, oggi per me è veramente un giorno di festa, è stato preparato con tanta cura e tanta attenzione. Cercheremo soprattutto di ascoltare, recepire nei limiti del possibile le istanze dei ragazzi e poi vedere di condividerle ovviamente con l'amministrazione comunale, con la curia, con l'arcidiocesi. L'arcivescovo è veramente molto attento a queste problematiche e quindi molto sensibile, la scuola che ci sta dando una mano d'aiuto, siamo fiduciosi. Anche la Chiesa presente a questa iniziativa, un momento importante per Licata e anche per i ragazzi che oggi sono presenti, anche il significato di questa manifestazione, Arcivescovo. È un momento importante per la comunità civile e ecclesiale di Licata. È un cammino che si è avviato attraverso il patto per Licata siglato dalla prefettura
dal comune nella persona del prefetto e del sindaco, in cui sono coinvolte le varie realtà del territorio. Certamente, a mio avviso, senza nulla togliere agli altri, ma certamente come dire, la comunità scolastica e la comunità ecclesiale presente nel territorio proprio attraverso le parrocchie e le attività, al di là di quelle proprie, direi, sacramentali, ma tutta quell'attività di educazione e di accompagnamento nella maturazione delle coscienze, in quella chiave di lettura che può essere, tra le altre, può essere la ricerca e la cura del bene comune. Spiagge pulite, alunni e insegnanti dell'Esseneto al lavoro insieme a Legambiente per rimuovere i rifiuti a San Leone. Vediamo. Ringraziamo la nostra dirigente Brigida Lombardi per averci concesso ieri e oggi di partecipare a questa bellissima iniziativa di Legambiente sulla pulizia delle spiagge, che ha permesso ai nostri ragazzi non solo di trascorrere un bellissimo momento di attività laboratoriale all'aperto e di mettere a frutto quella che noi di solito a scuola quotidianamente insegniamo loro, che è l'educazione civica, che è una disciplina appunto trasversale che fa parte del nostro curriculum scolastico. Oggi finalmente i ragazzi hanno visto con i loro occhi e toccato con le loro mani che cosa significa essere cittadini attivi, che cosa significa realmente l'educazione civica. Quindi noi siamo grati anche all'associazione Legambiente per aver organizzato questa manifestazione e per averci coinvolti come scuola. A me questa esperienza con Legambiente è piaciuta molto perché mi ha fatto capire cosa si trovano nelle spiagge di Agrigento, perché io non pensavo che c'era così tanta spazzatura. Invece solo la nostra classe ha riempito più di 15 sacchi e sono molto felice di questa cosa perché noi stiamo dando un contributo alla città a pulirla per assicurarci un'estate migliore con spiagge più pulite, ma dobbiamo dare tutti un contributo per renderla ancora più pulita Agrigento. Sono stati 2 giorni molto intensi di pulizia della spiaggia delle Dune con l'Istituto Comprensivo Esseneto, ma nel particolar modo delle classi della scuola media Castagnolo, circa 160 studenti accompagnati da una dozzina di docenti, tutti molto entusiasti, tutti molto contenti di fare questa attività di volontariato, di pulizia della spiaggia. Contenti di fare un'esperienza all'esterno dopo 2 anni di pandemia, quindi con delle attività all'aperto molto limitate, anche con delle attività in classe legate a tutto il rispetto dei protocolli Covid che limitavano appunto i rapporti interpersonali. In questo momento i ragazzi sono in spiaggia che stanno raccogliendo rifiuti di vario genere. Noi sappiamo che in spiaggia non si finisce mai di raccogliere la spazzatura e a tal proposito abbiamo notato che ci sono dei cumuli di sacchi stoccati lungo la spiaggia che non sono stati raccolti da noi. Probabilmente qualche cittadino, qualche gruppo di cittadini di buona volontà lo ha fatto nelle settimane e nei giorni passati, però non ha probabilmente avvertito le aziende che fanno la raccolta dei rifiuti, e quindi questi sacchi rischiano di diventare delle discariche abusive in spiaggia. Quindi noi faremo, come abbiamo già avuto contatto con l'azienda, segnalazione dei sacchi dove li abbiamo collocati noi, ma segnaleremo anche la presenza di questi sacchi abbandonati in spiaggia e invitiamo i cittadini quando fanno questo tipo di attività comunque a segnalare l'attività che hanno fatto, perché le società di raccolta dei rifiuti sono molto solerti. Ieri hanno raccolto nel giro di qualche minuto la spazzatura che avevamo raccolto con le classi che hanno lavorato ieri. Con l'occasione delle iniziative di spiagge fondali puliti vogliamo rilanciare un tema che ci sta molto a cuore, che è quello del rilascio delle concessioni sul demanio marittimo. Proprio la settimana scorsa, esattamente il 5 maggio, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Siciliana che lo scorso anno, a luglio dello scorso anno, sostanzialmente invitava a disattendere comunque i
piani di utilizzo delle spiagge per favorire un maggiore rilascio di concessioni a quelli che dovrebbero essere stabilimenti balneari e che poi invece sappiamo proprio per esperienza che non rispondono esattamente a queste caratteristiche. Allora noi quello che vogliamo chiedere con forza è intanto sapere da tutti i comuni se sono stati esitati i piani di utilizzo delle spiagge, i cosiddetti PULM, laddove questi siano stati esitati, quante delle concessioni che sono state rilasciate e che la Corte Costituzionale ha sentenziato essere illegittime sono state rilasciate proprio andando contro quelle che sono le disposizioni di questi piani di utilizzo. Primariamente le spiagge devono essere libere, poi ci devono essere dei servizi, ma che devono essere veramente dei servizi alla balneazione. Questo è quello che chiediamo noi, semplicemente il rispetto delle norme. 4 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione al Comune di Palma di Montechiaro per il rifacimento del plesso scolastico Isabella Tomasi grazie ai fondi del PNRR. Il nostro direttore Arturo Cantella. Palma di Montechiaro al tavolo con il Ministero dell'Istruzione. Grandissima l'emozione provata dal sindaco di Palma Stefano Castellino. Palma di Montechiaro infatti è uno dei 216 comuni italiani che ha ricevuto un finanziamento nell'ambito del PNRR per l'investimento costruzioni di nuove scuole mediante sostituzione di edifici. È il primo comune della Sicilia in graduatoria per un finanziato di euro 4.076.538 che, come annunciato nei giorni scorsi, vedrà appunto la demolizione e la ricostruzione del plesso Isabella Tomasi. Il sindaco continua dicendo: siamo stati invitati insieme ad altri 215 comuni d'Italia beneficiari a una riunione in videoconferenza alla presenza del signor ministro Patrizio Bianchi sulle modalità attuative dell'investimento. In quell'occasione, continua Castellino, ho avuto la possibilità di intervenire per chiarire le modalità di proseguimento dei lavori e soprattutto ringraziare il Ministro e l'intera struttura operativa del Ministero per la professionalità e la pazienza mostrata in questi mesi, mettendo sempre a disposizione dei comuni e degli uffici tutto quello che era necessario. Il sindaco continua: siamo orgogliosi di servire la nostra città e lo Stato e lavorare con sacrificio e passione nel percorso che l'amministrazione comunale è riuscita a realizzare grazie al contributo delle persone che mi hanno affiancato e sostenuto, portando il nome di Palma di Montechiaro a presenziare e portare la propria voce nei più importanti tavoli istituzionali. Buongiorno a tutti, buongiorno Eccellenza, il Ministro, e grazie a tutti per questa opportunità. Prima della domanda specifica io vorrei ringraziare di cuore il Ministro dell'Istruzione e la struttura, perché sabato, domenica, fine settimana noi avevamo una interlocuzione costante e un aiuto prezioso per la presentazione dei progetti, e questo ci ha riempito di orgoglio, perché ancora una volta abbiamo dimostrato di essere un grande paese, e io vi ringrazio di cuore dal profondo sud della Sicilia, vi ringrazio di cuore perché sono orgoglioso di rappresentare in minima parte lo Stato e sono orgoglioso di questa opportunità concessaci. Detto questo, e mi perdonerete per la grande emozione che oggi vive la mia città nel trovarsi in questo importante tavolo, volevo dire, per quanto riguarda l'aspetto della fase successiva alla progettazione, se, come ho compreso bene, si possa andare in deroga al 50 del 2016 e quindi affidare poi direttamente, se ho compreso bene, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori a coloro che hanno vinto il concorso di progettazione. E questa è la prima. La seconda, per quanto riguarda il discorso dei contenziosi posto in essere dal collega, io vi chiedevo, e so che la struttura ne è fortemente capace, di condividere uno schema di determine a contrarre, disciplinare di gara, in modo tale che la possiamo utilizzare tutti allo stesso modo. E per i comuni più piccolini, sotto i 20.000 abitanti o anche sotto i 30.000 abitanti, perché non pensare a un'unica centrale unica di committenza, nella quale noi ci possiamo rivolgere in modo tale che tutti i progetti vengano
banditi dalla stessa centrale unica di committenza. Nel chiudere il mio intervento, Eccellenza il Ministro, io questa frase la porterò nel mio cuore e la farò scrivere nella mia stanza. Siamo la Repubblica delle Autonomie e le autonomie devono ricostruire l'unità nazionale. Orgoglioso di averla come Ministro. Grazie. Sindaco, grazie davvero. Una risposta veloce. Le centrali di committenza, i piccoli comuni. Andremo sicuramente nella direzione da lei indicata. Poi avremo modo di confrontarci anche dal punto di vista tecnico operativo, quindi massima assistenza, ma nel senso appunto delle convenzioni quadro a cui voi potete aderire. Convenzioni quadro che peraltro devono rispettare anche le realtà locali, le realtà territoriali, cioè voglio dire, non è che si fa una grande gara nazionale in cui c'è un'impresa che fa i lavori dalle Alpi alla Sicilia. Ci saranno tanti lotti locali, regionali, in modo da garantire anche la competizione e la concorrenza. Questo aspetto qua sicuramente. Per quanto riguarda la progettazione, lei si è dato già la risposta, è così come ha detto lei, la norma prevede questo, quindi potete andare avanti tranquillamente. PNRR, 83 milioni di euro alla Sicilia per inclusione sociale. Lello Casesa. Saranno circa 84 milioni di euro le risorse destinate dal Governo sul tema delle politiche sociali alla Sicilia, nell'ambito del PNRR. Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, con un decreto specifico, ha assegnato dunque per gli ambiti territoriali sociali alla Sicilia queste ingenti somme. L'obiettivo sarà quello di favorire le attività di inclusione sociale per i soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Sono oltre 1.250 i milioni di euro le somme destinate in tutta Italia agli ambiti territoriali sociali cosiddetti ATS, ai singoli comuni e agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Le risorse destinate per le politiche sociali riguardano il sostegno alle persone vulnerabili e anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità. Sono previste misure specifiche per le famiglie in difficoltà, aiuti per alloggi e dotazioni strumentali moderne per le persone anziane, al fine di garantire loro una vita autonoma ed indipendente. Oggi, 12 maggio, è la giornata internazionale dell'infermiere. Questa mattina a Palermo si è concluso il congresso itinerante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, un viaggio iniziato esattamente un anno fa e che ha già toccato 17 regioni e incontrato i vertici della salute locale e nazionale. C'è il servizio. Palermo oggi è il centro di quella che è la professione infermieristica. Oggi a Palermo si svolge la giornata internazionale, ma oltre ad essere la giornata di festeggiamento per l'infermiere è una giornata della chiusura del congresso itinerante che in questo anno 2021-2022 ha visto la federazione impegnata su tutte le regioni nazionali e con una conclusione sulla città di Palermo. Oggi si festeggia qua questa figura importante, professionista, che ha dato tanto negli anni, ma ha dato tantissimo in quest'ultimo periodo di pandemia. Cosa manca ancora? Cosa manca ancora? Diciamo che questa è una tappa, ma ci sarà ancora tanto da fare. Abbiamo fatto tantissimo, ma c'è tanto ancora da fare per dare ancora più forza a questa professione e andare a creare insieme all'istituzione un tutt'uno per poter dare forza direttamente a quello che domani potrebbe essere una risvolta con il PNRR del Servizio Sanitario Regionale. Se dovessimo parlare di una priorità immediata, quale potrebbe essere? Ma la priorità immediata è quella del territorio, la priorità immediata è il territorio perché noi dobbiamo portare la nostra cura, la nostra assistenza all'interno direttamente del domicilio delle persone, quindi essere sempre più vicino a loro e solo così riusciamo a fare veramente un ottimo lavoro, quindi avvicinarci direttamente al territorio. Il PNRR è una grandissima sfida, in questi 4 anni ci vedrà protagonisti nella costruzione di un nuovo progetto.
Finanziaria regionale impantanata all'ARS, mezza maggioranza fa asse con l'opposizione, lavori rinviati a oggi ma è scaduto il termine fissato dal governo, i precari assediano l'ARS. Lello Casesa. La partita della finanziaria è stata rinviata ad oggi. Fino ad ieri nulla di fatto, nonostante si lavori ad un accordo complessivo per l'approvazione della manovra finanziaria. L'aula, iniziata con circa 3 ore di ritardo, si è conclusa con un comunicato della Presidenza nel quale si parla di un buon lavoro svolto in attesa delle percorribilità degli emendamenti. Ci sono ancora delle tabelle da completare. Insomma, l'accordo parrebbe vicino quasi, ma la seduta è riconvocata per oggi, giovedì mattina. Si rinvia infatti per chiudere l'accordo e dividersi le briciole sulle norme congelate. La trattativa è sugli articoli per i territori, le riserve per i singoli comuni a svantaggio della totalità degli enti locali e poi c'è la decisione sulle risorse da sbloccare. Dopo il via libera alle entrate per 280 milioni di euro, occorre scongelare dalla tabella alcune delle uscite per singole categorie. Manca l'accordo anche sugli emendamenti aggiuntivi, gli emendamenti con cui ogni gruppo politico può portare il proprio risultato elettorale nei singoli territori. Oggi quindi giornata decisiva, si passerà al voto e da lì si deciderà passo dopo passo. L'obiettivo è ricompattare il centrodestra, almeno a momento, attorno a un tavolo della discussione della finanziaria per consentire che ci siano i voti per il via libera al documento finanziario. Con il fronte del centrodestra compatto, infatti, si elimina il rischio di andare sotto a causa del voto segreto che ha bersagliato e colpito alcuni articoli della manovra. Sarebbe anche la ripresa di un possibile dialogo con l'intera maggioranza, lacerata dalle beghe politiche e delle amministrative a Palermo. Vedremo fino alla fine come finirà la partita. A 30 anni dalla strage di Capaci, il procuratore paraguaiano di origini italiane Marcelo Pecci è stato ucciso con 2 colpi di arma da fuoco mentre era in luna di miele in Colombia. L'uomo, considerato il falcone del Sud America, da anni si batteva contro il narcotraffico internazionale e il riciclaggio di denaro nella zona di confine tra Argentina, Brasile e Paraguay. Vediamo. Marcelo Pecci, 45 anni, aveva sposato la giornalista investigativa colombiana Claudia Aguilera il 30 aprile scorso e i due aspettavano un bambino. Sì, parliamo al passato. È morto, ha confermato la moglie in una breve intervista ad una radio colombiana. L'omicidio del marito è avvenuto sulla spiaggia privata del Decameron Hotel di Barú. Le autorità colombiane hanno offerto una ricompensa di $488.000 a chi fornisca informazioni utili ad identificare killer. Il modo in cui hanno agito gli assassini, in cui lo hanno giustiziato, è tipico della mafia. Non vedo altra spiegazione, ha denunciato il presidente dell'Associazione Paraguayana dei Pubblici Ministeri, Augusto Salas. Il procuratore generale del Paraguay, Sandra Quinones, ha ricordato che Pecci aveva ottenuto condanne importanti, voleva solo godersi la luna di miele e per questo non aveva la scorta. Pecci era specializzato in criminalità organizzata, traffico di droga, riciclaggio, finanziamento del terrorismo. Aveva lanciato l'allarme sulla preoccupante presenza dell''ndrangheta in Paraguay, ha dichiarato l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Sabrina Pignedoli, sottolineando che si trattava di persone per lo più incensurate, appartenenti al mondo finanziario ed accademico. Forse anche per questo è stato assassinato il magistrato antimafia dal calibro dei nostri indimenticati Falcone Borsellino, ed è lì che la cronaca si ferma e tace. Un filo sottile eppure evidente collega la morte di Pecci con i 30 anni trascorsi dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, a meno di 2 settimane dalla prima ricorrenza, quella che ha visto saltare in aria Giovanni Falcone, la moglie, Francesca Morvillo, gli agenti di scorta, Antonino Montinaro, Vito Schifagna, Rocco Di Cillo. Un magistrato viene ucciso, un magistrato il cui calibro, la cui professionalità, la cui preparazione e voglia di combattere la criminalità organizzata possono essere benissimamente paragonati al lavoro che fecero qui, sulla nostra isola, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Pecci era impegnato in diverse indagini che riguardavano il narcotraffico e il riciclaggio di denaro sporco, lavorava a stretto contatto con magistrati italiani. Solo quest'anno aveva fatto arrestare una trentina di mafiosi e ordinato il sequestro di decine di beni immobili. E così la storia si ripete: la criminalità organizzata non tollera chi disturba il traffico di droga e consegue successi significativi, e noi ne sappiamo qualcosa in questa Sicilia. Nicola Gratteri commenta la morte di Marcello Pecci. Purtroppo non è una novità. Quando era in Colombia ogni mese e mezzo hanno ucciso 7 magistrati, ha detto infatti, e poi hanno dovuto costruire un muro, spesso 1,5 metri come recinto, al tribunale di Bogotà. Io sono stato di casa a Bogotà e so, ha concluso Gratteri, questi grandi magistrati che mettono a repentaglio la loro vita ogni giorno, che lavoro che fanno. E per pochi soldi. L'Italia e il Ministero della Giustizia esprimono vicinanza e solidarietà al Paraguay, a cui ci lega collaborazione giudiziaria ai suoi migliori uomini nella lotta al crimine organizzato. La ministra della Giustizia Marta Cartabia esprime dolore e sconcerto per l'uccisione in Colombia di Marcello Pecci. Lo scorso 28 ottobre la ministra della Giustizia paraguayana Cecilia Pérez è stata ricevuta nel mio ministero, ha proseguito ancora Cartabia, e in maniera forte ha rappresentato come il narcotraffico e la corruzione stanno minando le istituzioni del suo paese. L'Italia al fianco del Paraguay e dei paesi del Sud America, ricorda la Guardasigilli, nel contrasto alle organizzazioni criminali, anche con il programma di cooperazione Falcone-Borsellino intitolato ai nostri magistrati, la cui memoria stiamo onorando a 30 anni dalle stragi. E così aumenta lo sgomento, si allunga la lista delle morti ingiuste, crescono le date da commemorare, onorare, ricordare. Pecci è il nuovo Falcone, Pecci è il nuovo Borsellino. Mafia, chiesta condanna per 3 poliziotti per il depistaggio su Via D'Amelio. L'accusa lo ha definito il più clamoroso depistaggio della storia giudiziaria italiana. I dettagli nel servizio. Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e il sostituto Stefano Luciani hanno chiesto la condanna ad 11 anni e 10 mesi di carcere per Mario Bo e a 9 anni e 6 mesi ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, e 3 poliziotti imputati di calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. I 3 ex appartenenti al pool investigativo Falcone Borsellino diretto dal questore Arnaldo La Barbera, morto nel 2002, sono accusati di aver indottrinato il falso pentito Vincenzo Scarantino, inducendolo con minacce, pressioni psicologiche e maltrattamenti a dichiarare il falso per depistare le indagini. Sulla base delle dichiarazioni di Scarantino, definite un castello di menzogne, e degli altri 2 falsi collaboratori di giustizia, Salvatore Candura e Francesca Andriotta, diversi innocenti vennero condannati all'ergastolo. Questo processo ci pone in linea di continuità con il processo Borsellino Quater, che ci ha rassegnato una verità, e cioè che quelle condanne erano state inflitte sulla base di prove manipolate, ha detto il PM Luciani. Per tutti e 3 gli imputati l'accusa ha chiesto anche l'interdizione dei pubblici uffici per la durata della pena. Alcuni dei depistaggi ricostruiti nel processo non possono in alcun modo, se non negandone l'esistenza, ascriversi ai motivi di carriera del dottor La Barbera o a un incredibile eccesso di zelo per dare una risposta immediata dello Stato alle stragi, ha detto il procuratore capo intervenendo in aula nell'ultimo giorno di requisitoria per introdurre le richieste di pena. I 3 imputati, ha aggiunto, hanno consentito che per anni calasse l'oblio su tutta questa vicenda. In questo processo ci sono stati testimoni chiamati dalla procura appartenenti al gruppo di indagine sulle stragi Falcone e Borsellino, che non hanno fatto onore alla divisa che indossavano, si sono trasformati in testi della difesa in maniera grossolana. Spero che questi comportamenti siano segnalati a chi di dovere, ha ancora attaccato e ha concluso. È stato un lavoro duro e faticoso, ma pensiamo di avervi dato quantomeno una traccia che vi possa aiutare di fare finalmente luce. Questa è una delle ultime spiagge rispetto alle quali poter continuare a far luce su fatti così gravi che hanno segnato la storia di questo paese.
Arnaldo La Barbera, che era colui che depistò le indagini con dichiarazioni di falsi collaboratori, fu anche colui che negò l'esistenza dell'agenda rossa di cui gli venne chiesto conto dell'immediatezza dei fatti, ha ricordato il PM. Un'evidenza importante a ripercorso arriva dalla deposizione resa in questo processo nel Borsellino Quater della dottoressa Lucia Borsellino, figlia del giudice ucciso. Dice in sintesi che alcuni mesi dopo la strage La Barbera si recò dalla signora Agnese Piraino, moglie di Borsellino, per consegnarle la borsa del marito. Fu Lucia Borsellino ad accorgersi che mancava l'agenda rossa e a chiedere spiegazioni al dottor La Barbera, il quale chiuse il discorso dicendo che non c'era nessuna agenda rossa da restituire. A quel punto, infastidita da questo atteggiamento, Lucia si allontanò dalla stanza sbattendo la porta e La Barbera disse alla signora Piraino che la ragazza aveva bisogno di supporto psicologico perché delirava. La sparizione dell'agenda rossa, se sparizione c'è stata, non fu di interesse di Cosa Nostra, ma da collegare ad interessi estranei, ha sostenuto il PM, che si è soffermato sulle rivelazioni fatte da Borsellino alla moglie durante l'ultimo frenetico periodo di vita. La signora Agnese ricordò infatti che suo marito le disse testualmente che c'era un colloquio tra la mafia e parti infedeli dello Stato e che c'era contiguità tra mafia e pezzi dello Stato interessati alla sua eliminazione. E ancora, la signora Agnese dichiarò che durante una passeggiata Paolo Borsellino le disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, ma gli stessi colleghi e altri che avrebbero permesso che si potesse addivenire alla sua eliminazione. Il processo è stato rinviato a martedì prossimo, quando prenderanno la parola i difensori di parte civile. La cattedrale San Gerlando di Agrigento stracolma ieri per l'ultimo saluto all'imprenditore ed ex patron della Fortitudo Salvatore Moncada. In moltissimi hanno partecipato dapprima alla Camera Ardente allestita al palazzetto di Porto Empedocle e poi ai funerali alla Chiesa Madre di Agrigento. A termine della messa il figlio Andrea ha letto una lettera in ricordo del padre. La moglie Patrizia Mantisi ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno dimostrato vicinanza alla famiglia Moncada in questo difficile periodo. Al termine della funzione il feretro è uscito dalla cattedrale tra numerosi applausi portato in spalla dai giocatori della Fortitudo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Corso di perfezionamento in materia di gestione del personale degli enti locali promosso dal Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento. Arturo Cantella. Professore, oggi qui al Consorzio Universitario di Agrigento per un interessante seminario sugli approfondimenti rivolto alla pubblica amministrazione. Ecco, lei ha parlato di tante iniziative, sanzioni disciplinari, ecco, una lezione sicuramente molto interessante. Sì, abbiamo oggi parlato di sanzioni disciplinari, è una giornata che si inserisce nel quadro di un corso completo che il Consorzio Universitario qui di Agrigento ha attivato sulla gestione del personale, che ci porta in 5 giornate a parlare delle assunzioni, degli aspetti sindacali, degli aspetti legati alla valutazione e degli aspetti legati ai procedimenti disciplinari, a tutti gli istituti normativi, per dare appunto a chi si occupa di personale gli strumenti di conoscenza e di approfondimento. È stato molto partecipato il corso? Sì, è un'iniziativa molto partecipata e mi pare che si inserisca nel quadro di iniziative che il Consorzio, diciamo, rinnovato sta assumendo per molti aspetti che portano a un rilancio del Consorzio e a un rilancio del legame tra il Consorzio e il territorio. Sabato e domenica prossimi al Teatro Pirandello di Agrigento va in scena lo spettacolo firmato dalla Casa del Musical di Marco Savatteri, Caravaggio, La fuga. Vediamo. Sacce una cosa che di legno è tonda, sacce una cosa che di legno è tonda, e con
con ferretto volta funicella, nenina, nenina, nenina pazzarella, nenina pazzarella, che strombolo che volta, che strombolo che volta, che strombolo che volta, Argabella. Ma dove siamo? Siamo finiti nel 600, professor Bertolotti. Sembrerebbe il teatro Pirandello, ma non ne sono sicuro al 100%. Ma guarda che abiti perché, strani. Appunto, gente bizzarra, eccentrica. Gente bizzarra che vi aspetta il 14 e 15 maggio al Teatro Pirandello per il penultimo spettacolo della stagione teatrale 2021-2022, Caravaggio, La fuga. Un viaggio nella storia dell'arte, un viaggio alla scoperta e alla riscoperta del valore del nostro patrimonio culturale infinito, anche materiale, e un viaggio attraverso la storia scapestrata, dissoluta, misteriosa di un genio, di un artista, di un maledetto che però ha cambiato il nostro mondo in meglio, nonostante tutto. Aveva anche dei grandissimi pregi, insomma, Caravaggio. Era anche bravo. Di certo, scritto e diretto da Marco Savatteri. Da un cast di 20 artisti dal Lazio fino alla Sicilia, e devo dire che se Caravaggio ti vedesse così avrebbe qualcosa da ridire, e chissà perché questo contrasto tra antico e moderno. Lo scopriremo alla prima il sabato 14 maggio qui al Teatro Pirandello. Grazie a tutti. Il francese De Mar ha vinto allo sprint la quinta tappa del 105esimo Giro d'Italia di ciclismo, che è partito da Catania per arrivare a Messina. Vediamo. Assessore Parisi, il Giro d'Italia, una bella manifestazione sportiva, ma non c'è dubbio che sia anche un importante indotto, anche sotto l'aspetto turistico. Questa carovana ha dormito tutta a Catania stanotte. Sì, non solo stanotte ma anche nelle precedenti notti c'è stato il Giro quindi grande entusiasmo, un numero importante di persone che sono state qui a Catania, che al di là dell'aspetto turistico ci dà grande soddisfazione, perché il Giro riparte qui da Catania, come è stato ad ottobre del 2020 in piena pandemia, una tappa riuscitissima, quindi siamo veramente contenti, felici. Come dico sempre, lo sport è il fiore all'occhiello della nostra città, non solo grazie alle nostre società sportive, ai nostri atleti, ma anche agli eventi che si organizzano qui a Catania. Ringraziamo davvero tutti, dagli organizzatori alla regione, a chi incaricato dal comune, mi riferisco al referente di tappa Enzo Farzone, al capo di gabinetto, veramente a tutti coloro che hanno lavorato tanto per la riuscita di questa tappa, che si commenta da sola, si commenta con l'entusiasmo di tantissime persone, non solo qui in Piazza Università, nella storica Piazza Università, ma già tutti assiepati lungo il percorso. Qualche piccolo sacrificio, però ci siamo resi conto che davvero tutti sono disposti a questi sacrifici pur di avere la tappa qui a Catania. Sacrifici dettati dalla circolazione, chiaramente un po' in difficoltà oggi, però l'indotto funziona, albergatori, ristoratori, tutti contenti? Ma io penso che ne valga la pena, dico, al di là giustamente dell'indotto che ha sottolineato lei, c'è anche, si crea quel senso di appartenenza, soprattutto quando poi si vanno a vedere le immagini in Rai della tappa, della nostra città, dell'entusiasmo delle persone, quindi penso che ne valga davvero la pena. Del resto la tappa partirà alle 11:30, ma già alle 12:10 è fuori Catania, quindi il sacrificio di una mezza giornata, però penso che ne valga davvero la pena. È un po' un ritorno, assessore, alla normalità questa tappa catanese, dopo 2 anni di pandemia, insomma non si poteva stare vicini, adesso vediamo tanta gente, possiamo considerarlo così? Sì, assolutamente sì, dal punto di vista anche simbolicamente è una ripartenza anche per, come dicevo prima, per tutto il nostro mondo sportivo, che ha sofferto tanto durante questi 2 anni. Ritrovarsi tutti insieme, così all'aperto, tra l'altro oggi è una giornata straordinaria, in un contesto bellissimo, perché il nostro centro storico, ricco di storia, e ripeto, una bella vetrina per la nostra città, un bel modo di ripartire, quindi siamo certi che il prossimo Giro passerà certamente da Catania. Ho visto un po' ieri l'ordine d'arrivo e secondo me ancora qualche uomo di classifica può perdere per il Giro e qualcuno invece può rientrare in classifica benissimamente. Qual è l'emozione per un siciliano partecipare a queste tappe siciliane?
L'emozione è sempre tanta quando percorri le strade di casa in cui ti alleni, poi sei sempre al Giro d'Italia, quindi ancora l'emozione è doppia. Una bella salita sull'Etna, adesso si riparte da Catania in una splendida giornata di sole. Sì, dopo le partenze da Budapest dove il cielo era un pochino cupo, si arriva qui in Sicilia con un bellissimo tempo e speriamo nei prossimi giorni continui a essere così. Il calore dei siciliani è sempre particolare. Quello sempre. Quali sono le tue aspettative per questa gara? Oggi vediamo di fare una volata, speriamo che la salita si fa con un passo abbastanza, diciamo, non pianissimo, almeno da mettere in difficoltà qualche velocista, di fargli rimanere la salita nelle gambe, come si dice nel gergo ciclistico, per dopo andare a sprintare a Messina. Assessore, che giornata spettacolare a Terme Migliatore, finalmente ti vedo rilassato. Oggi è stata una bellissima giornata, un lavoro faticoso, abbiamo lavorato per questo piccolo evento per circa 2 mesetti, fortunatamente è riuscito bene e vorrei ringraziare l'intera cittadinanza per aver risposto presente a questo evento. Assessore, tu lo chiami un piccolo evento, però io mi sento di farti i complimenti. Te, come sai benissimo, come è noto, sono stato anche amministratore assessore di questo paese e quindi da ex assessore, da cittadino di questo paese ti faccio veramente complimenti per come hai gestito il paese colorato, pieno di palloncini, un impegno che ha coinvolto diverse associazioni. Intanto durante questi anni anche tu hai dato un contributo per questo paese e te ne siamo grati. Esatto, l'impegno non è stato solo da parte dell'amministrazione, ma hanno contribuito alla buona riuscita di tale evento anche diverse associazioni, le forze dell'ordine ovviamente, le attività commerciali presenti sul territorio e tutti i volontari che in un modo o in un altro hanno dato un loro grossissimo contributo. Un successo che è stato anche conclamato dalla carovana del Giro, l'abbiamo sentito tutti quanti, si sono complimentati con il comune di Terme Migliatore e quindi un plauso che arriva proprio dall'alto, arriva dall'organizzazione, ma oggi è stata anche la giornata del grande Nibali, abbiamo avuto di nuovo Vincenzo sulle nostre strade. Sì, già dai social abbiamo appreso che per l'ennesima volta si è riuscito ad immortalare il nostro Vincenzo. Apro e chiuso una piccola parentesi, dovrò offrirti una granita perché la nostra scommessa era questa e quindi immortaleremo anche questo momento magari con una foto e la pubblicheremo sui social. Terme Migliatore, non vi sentiamo! Questi sono i ballerini della carovana! Quello che ci vuole in tutti i comuni è proprio questo, i momenti spensierati, la condivisione, il gioco sano che fa crescere le comunità. Oggi Terme Migliatore ha dato una grande dimostrazione che si può ripartire, si può tornare a divertirci e a far splendere questo nostro comune. Qualche ora fa ho sentito telefonicamente uno degli organizzatori della carovana pubblicitaria, si è complimentato con noi. Quindi si è complimentato con l'intero paese per l'accoglienza. Mi ha detto che non aveva ricevuto in questi giorni un'accoglienza così e che non aveva mai visto un territorio così bello e così ampio. Tutte buone premesse per fare bene, un assessore giovane, una stagione che si apre, il Covid che ha allentato la morsa, Terme Migliatore può ripartire e noi saremo presenti al fianco della Sicilia che vive e di chi vuole fare bene per questa nostra meravigliosa, splendida terra. Terme Migliatore, è stato bellissimo, speriamo di tornare presto a trovarvi ragazzi, noi vi lasciamo alla Corsa Rosa che fra poco passerà da voi, riservatevi lo stesso calore, la stessa accoglienza che avete lasciato alla carovana. Con un grande abbraccio, un grande grazie per questa accoglienza meravigliosa. I nostri ragazzi adesso piano piano tornano ai loro mezzi perché la carovana sta per ripartire con la nostra sirena. Andiamo!
scelto Messina per annunciare l'addio non a caso? No, non era a caso, era già qualche anno che sapevo che c'è da tappa a Messina e la mia carriera come ho detto è stata un po' lunga e penso che era anche il momento di scegliere anche il posto magari più opportuno dove annunciare e ho scelto Messina. Ma c'è possibilità che ci ripensi? No, non credo, non credo. Tuo padre come mai dice che potresti ripensarci? Ma sai, come dicevo, per i genitori sempre magari a volte è un po' difficile accettare, però è chiaro che io nel ciclismo ho dato tantissimo, in questo Giro d'Italia voglio cercare magari di fare qualcosa e non sarà semplice, però vediamo, intanto ci godiamo questo momento. Come ho detto, a fine stagione chiuderò la mia carriera per quanto riguarda il ciclismo su strada professionisti e poi vediamo. Che effetto ti ha fatto essere ripassato in bici da 2 passi da dove sei cresciuto? Ma più che 2 passi, questa è la zona, oggi abbiamo fatto gli ultimi 130 km dove mi sono sempre allenato e ripassare in quelle zone dove da ragazzino hai pedalato è un qualcosa di strano, una sensazione un po' magica, qualcosa che ti riporta anche un po' indietro nel tempo. Se l'aspettava? Se l'aspettava. Vincenzo dava l'addio al ciclismo proprio qui a Messina? Ancora che detto, ancora. Questo è che ci ripensa. Non si sa, è il tuo pensiero. Poi ancora... Ma lei sapeva qualcosa? Aveva accennato qualcosa, ma io lo lascio tranquillo. È giusto pure se lui ha preso questa decisione che sia così. Che devo dire? Secondo lei ci ripensa? Penso di sì. Poi non si sa, può essere che vince questo Giro d'Italia ancora, ne ha vinto uno con 6 minuti, 5 minuti e mezzo, penso, pericolosino, però vediamo. Niente scuola, si approfitta per portare i bambini. Certo, almeno un giorno di vacanza ci vuole, vero? Prima che finisca la scuola. Com'è il giro? Ti piace? Bello, mi piace. Siete qui per tifare per chi? Per chi tifi? Per quello rosso. Per tutti, siamo sportivi. Per chi tifate voi? Nibali ovviamente. Nibali. Siamo di Castellumberto originari. È una giornata senza scuola con il Giro d'Italia. Noi ci dobbiamo preparare per gli esami, quindi non lo so. L'ultima distrazione? Sì, certo, poi sempre a casa. È una giornata di festa! Sì, oggi giornata di festa, è una bellissima giornata qui per tutti gli appassionati del ciclismo, insomma. Nibali è l'osservato speciale? Sì, Nibali è l'osservato speciale sia per il Giro e anche per noi messinesi, speriamo che faccia un buon Giro d'Italia. Viva il Giro, ciao! È una giornata di festa! Sì, una bellissima giornata molto emozionante, tante salute alla Sicilia e da Messina. Per chi ti fate? Nibali naturalmente. Nibali, però siamo coscienti che oggi è una tappa per velocisti, quindi non ha nessuna chance. Confidiamo in bravi velocisti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.